Cari amici grandi e piccini, bentornati a Cultura in Centro. Ancora in compagnia del nostro ospite, l'assessore Ciano Contin, leader del movimento politico Molto Buio Fermo Ciaro. Ormai la conosciamo, assessore. Grazie, Bentornato. ciao persone, ciao. L'estate sta finendo. Sta finendo. Abbiamo un po' i motori della scuola si stanno scaldando, no? Tra poco i ragazzi torneranno a scuola. Quali consigli vogliamo dare a questi giovani studenti? Intanto consiglierei di non andare a scuola, così mi cavate un problema. Adesso mi tocca svegliarmi mezz'ora prima la mattina per andare a lavorare, perché sti qua a intasare le strade non per andare a scuola. Per casa fai online a scuola, di Wikipedia. L'assessore sta scherzando, ha proprio dei consigli intelligenti da dare, no assessore? Quali sono? Allora ho tre consigli che ho caro distribuire così per voi. Il primo consiglio senz'altro è di doparare questi ultimi giorni d'estate. Doparare, lei non credo che abbia fatto tante scuole, immagino. Assessore. Sono un politico, ho fatto le primarie. Ecco, immaginavo che... cercate di ripristinare il ciclo sonno-veglia. Cosa vuol dire? Questa è una cosa interessante. Cioè... Adesso si alzano a mezzogiorno, a mezzo, un botto. Allora iniziate a svegliarvi un fiattino prima 5:30, 6 di mattina per prepararvi alla scuola. Se mi permetto, 5:30, 6 del mattino forse anche un po' troppo presto, poi magari hanno sonno. Beh, se hai sonno e dormi in classe, certo, che problemi che se... È lunghe 6 ore. No, ma cosa sta scherzando l'assessore, scherza. Altro consiglio, Il secondo consiglio, ragazzi, ripassate. Oh, questa è una bella cosa, un buon ripasso dei libri fa sempre comodo. Bene. Prendete esempio da me, io mettevo i miei libri sulla scrivania in cameretta, li mettevo tutti là in ordine, dopo andavo a fare un giretto in motorino, andavo fino in piscina, andavo via con gli amici, andavo a giocare a calcetto, dopo ogni tanto ripassavo in camera, capito? Ripassavo, mettevo il costume, dopo ripassavo, mi mettevo ma non è questo il concetto, calcetto, ripassavo, non è questo il concetto di ripasso che possiamo dire ai ragazzi? No, assolutamente no. Scusi, allora diciamo anche che i libri non bisogna proprio aprirli. Va bene, diciamolo, allora questo è il terzo consiglio, i libri non bisogna aprirli, teneteli serati. I libri d'altronde sta ben sarai, no? I caldini che soffre il freddo i libri. Ma perché? Perché la copertina no. Per piacere assessore, per piacere, mamma mia. Ha un ultimo consiglio intelligente. Il terzo, no, il quarto, il terzo l'hai dato correttamente. No, ma io non ho dato nessun consiglio. Senz'altro. Allora, quarto consiglio, ragazzi, portate rispetto per tutte le persone che lavorano con voi, che vi offrono l'istruzione, che lavorano nella scuola. Ho caro anche citare e ricordare il collaboratore scolastico, cui che ero tanto affezionato. Che bello. Si pensi, lui faceva il falegname, poi detto, gli si è tagliato 3 diti. Succede. E dopo ha fatto il collaboratore scolastico. Salutiamolo, come si chiamava? Ah, chi c'è che si ricorda? Non neanche mai saputo il nome, non mi interessava a me. Io ti avevo sempre in giro, no? Io chiamavo il video. E era il video, no? Io grande rispetto e un saluto allora a... Salutiamo tutti i video e tutti quelli che ci ascoltano alla casa. Ma cosa mi fa fare? Salutiamo. Viva la scuola! Viva!